che riguardavano i luoghi della terra e continuiamo il nostro percorso di stasera, come abbiamo detto. Abbiamo parlato ieri sera, grazie ai contenuti di Daniele, che Daniele vede che dopo l'epoca del Medioevo, prima del ritorno del Messia, di questo essere figlio dell'Altissimo, figlio dell'uomo che tornerà sulle nubi e avrà il suo impero su questo pianeta, su questa terra, prima di questo avvenimento ci sarà un periodo di giudizio nei cieli. E cosa interessante è che quando il Messia era in terra aveva più volte parlato ai suoi discepoli dei segni che avrebbero preceduto l'epoca della fine e preceduto il suo ritorno. È interessante che stasera li prendiamo in considerazione perché sono già citati nei rotoli antichi, nei rotoli speciali della Tanakh che abitanti di Qumran avevano già copiato. Ebbene, uno dei segni che sono descritti nei profeti minori, che abitanti di Qumran copiavano e i resti sono già stati trovati, parla degli avvenimenti che succederanno prima di questo grande e terribile giorno della storia. Terribile perché i maligni saranno eliminati come non ci fossero mai, come se non ci fossero esistiti. E cosa interessante, si sta raccontando invece nell'altra prima grotta di quanto accadrà non prima di quel grande giorno, ma in quel giorno, quando l'Eterno apparirà e scuoterà la terra, e degli grandi avvenimenti che accadranno, anche di un enorme terremoto che succederà. Di cui si scrive nel capitolo 24 e c'è descrizione in questa colonna, nelle colonne del rotolo della prima grotta. Nei profeti minori si sta parlando di segni che succederanno prima. Segno nel sole, il segno nella luna, dice il sole sarà mutato in tenebre, la luna in sangue, quando? Prima che venga questo grande e terribile giorno. E dice una cosa molto bella e buona, e avverrà, sempre prima del suo ritorno, dell'intervento dell'Eterno, che chiunque invocherà il nome dell'Eterno sarà salvato. Quindi le nostre forze di cambiarci, di migliorarci, di prepararci al suo ritorno, senza di Lui non valgono nulla. Ma se uno invoca, così dice Rotolo, può essere aiutato e così via. Ora, cosa interessante è che questi segni che sono descritti nei rotoli antichi sono ripresi da stesso Messia e nelle ottime 500 copie che abbiamo in greco, che dimostrano, secondo studiosi e esperti, che non c'è il minimo cambiamento della trasmissione del testo dei Vangeli del Nuovo Testamento, delle sue parole, da un secolo all'altro, perché 500 copie in greco dimostrano, e facilmente si possa capire, che non c'è nemmeno possibilità, dice impossibile, della modifica in base a 500 testi, quindi si possa sapere e capire esattamente l'originale. In base a quella traduzione greco, ci racconta che un giorno, quando i discepoli uscivano dal Tempio, gli hanno mostrato gli edifici del Tempio. Lui gli ha risposto così: verrà il tempo in cui questo tempio sarà distrutto, non rimarrà neanche una pietra su pietra. E quando erano sul Monte degli Ulivi, andando dal Monte degli Ulivi al tempio, gli hanno fatto una precisa domanda, che questa traduzione leggiamo. Poi, mentre egli era seduto sul Monte degli Ulivi, i discepoli gli si accostarono in disparte dicendo: dici, quando avverranno queste cose? E quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente? Hanno fatto ben 3 domande ed è bello notare che nei scritti antichi della Tanakh si parla 1530 volte del ritorno del Messia, dell'Eterno che ritornerà, che verrà in terra con grande potenza e gloria. Invece nel Nuovo Testamento, nei Vangeli e i testimoni oculari che erano con lui hanno scritto nel Nuovo Testamento ben 319 volte lo stesso dato, che nel futuro lo stesso lui, il Messia,
che è salito l'ascensione dal Monte delle Olivi verso il cielo dell'universo, ritornerà di nuovo. Infatti, la parola che utilizzavano in greco, parousia, la venuta reale di lui, non spirituale, reale come era prima volta. E cosa interessante, i testimoni oculari suoi e gli altri che l'impero romano hanno accettato il Messia si salutavano spesso con una parola in aramaico, un saluto che Maranatha, che sarebbe il Signore viene. Quindi anche se n'è andato aspettavano questa descrizione di grande ritorno. E lui parlò ai suoi discepoli che ci sarà grande ritorno nella potenza e gloria, accompagnato da tutti gli esseri celesti dell'universo, e che ogni occhio, ogni tribù, ogni nazione della terra realmente lo vedrà arrivare sulle nuvole, ci sarà un suono che si sentirà potentissimo e tante altre cose descritte reali. E dice che non sarà una cosa in un luogo nascosto, in una stanza, un deserto, ma una cosa reale, come il lampo che si vede, una cosa letteralmente. Così i discepoli, in base a queste cose qua, gli chiedono: quando è che tu tornerai? Quando ci sarà la distruzione di Gerusalemme e del Tempio? Qual è il segno della fine dell'età presente? E lui risponde con gli stessi segni a tutte queste domande, elencando i segni. Tra questi segni ci sono le citazioni che riguardano invece l'epoca della fine prima del suo ritorno, che sono di rotoli antichi, della famosa Tanakh ebraica. Riguardo il suo ritorno disse, in traduzione: quanto poi a quel giorno e a quell'ora nessuno li conosce. Però disse, dopo aver elencato i segni che precederanno il suo ritorno e la fine dell'età presente, disse che riguardo la distruzione del Tempio a Gerusalemme, gli disse di stare attenti, in Matteo 24 e Luca 21, che quando vedranno la Gerusalemme circondata dai soldati, devono andarsene via perché Gerusalemme sarà distrutta e anche il Tempio. E elenca invece segni che precederanno prima della distruzione di Gerusalemme, che sono gli stessi segni, la stessa risposta che dà come segni che precederanno la sua seconda venuta. E disse: quando vedrete tutti questi segni, non dice metà di questi segni elencati, ma tutti questi segni che si sono realizzati, imparate dal fico questa similitudine traduzione. Quando ormai i suoi rami si inteneriscono e le fronde germogliano, sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete tutte queste cose, sappiate che egli, il Messia, è vicino, anzi, alle porte. Quindi anche se non si sa il giorno, la data e l'anno, disse che si può sapere con precisione quando si sono realizzati tutti i segni, dice tutti i segni, non la metà. Voi potete sapere che questo è il tempo in cui tornerà, anche se non con precisione il mese, il giorno, l'anno, ma sapete, ecco, questo è il tempo, epoca in cui accadrà questa cosa qui. Così lui disse. E dalle 500 copie che abbiamo, che sono nei musei perfetti dove si possa capire quello che i testimoni oculari hanno descritto, che lui aveva raccontato, si parla e disse anche in questo capitolo 24 di Matteo: quando dunque avrete visto l'abominazione della desolazione predetta dal profeta Daniele posta nel luogo santo, chi legge intenda. Raccomandò perfino l'interesse delle profezie scritte nel rotolo di Daniele. Chi legge intenda. E dice: quando vedrete quei contenuti realizzarsi. E infatti Daniele aveva predetto e ha avuto le rivelazioni riguardo al futuro, che dopo la morte di Messia la Gerusalemme che fu distrutta dai Babilonesi sarà nuovamente ricostruita. Poi verrà il Messia che sarà messo a morte, nessuno sarà per lui, e dopo cosa succederà? Il popolo di un capo che verrà distruggerà la città e il santuario. E infatti questa cosa accade nel 70 d.C. Elencando diversi segni di persecuzioni che ci saranno, elencando anche che a Gerusalemme ci sarà in quell'epoca la fame, ci saranno terremoti, falsi messia, falsi profeti,
ci saranno le voci di guerre, ci saranno le pestilenze, ha elencato diverse cose, ha detto che ci sarà la persecuzione contro coloro che lo seguono e disse che dopo queste cose qua, nel futuro, dopo l'afflizione delle persecuzioni, uno dei segni che accadrà è il sole si oscurerà, la luna sarà color sangue, caduta delle stelle e così via. Ecco, leggevo qui. Traduzione. Subito dopo l'afflizione di quei giorni il sole si oscurerà. E qui sta citando un segno che è stato detto che accadrà non nel giorno del ritorno di Messia dell'universo, prima, perché fu nei rotoli, nei prefoti mi hanno detto che questi segni succederanno prima della sua venuta. Il sole si oscurerà, la luna non darà il suo chiarore. Ecco un altro segno della luna che è stato detto anticamente. Poi le stelle cadranno dal cielo, le potenze dei cieli saranno scrollate. E poi nel futuro cosa succederà? Apparirà allora nel cielo il segno del figlio dell'uomo e tutte le nazioni della terra faranno cordoglio e vedranno il figlio dell'uomo. In quale maniera venire dall'universo verso il nostro pianeta? Vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con potenza e grande gloria. Dice che sarà accompagnato da tutti gli esseri celesti, sarà una cosa visibile. E dice tutte le nazioni lo vedranno. E cosa che stupisce ed è bella, che un altro ebreo sull'isola Patmos, un testimone oculare di questo Messia, alla fine del I secolo nell'impero romano, è deportato sull'isola Patmos in Grecia, vede in visione e riceve in visione da un cherubino, Gabriele, riguardo il futuro, e quando nel futuro vede, poco prima del ritorno del Messia sulle nuvole, racconta e riprende di nuovo elenco in questa cronologia degli eventi che sarebbero accaduti prima del suo ritorno. E cosa interessante che qui hanno verato un forte terremoto prima del sole che si oscurerà e la luna che diventerà color sangue e la caduta delle stelle. Questi 4 eventi descritti in questo ordine cronologico, che sono stati già in precedenza citati dal Messia, che a sua volta ha già citato le cose che sono descritte in Daniele e i minori profeti che accadranno prima del ritorno di Messia, si sono esattamente realizzati come in Egitto si è realizzata la profezia riguardo le canne e riguardo i canali d'Egitto e riguardo i faraoni re d'Egitto. Cioè, questi fenomeni legati al sole, alla luna, alla caduta delle stelle e al grande terremoto che precederà questi 4 sono accaduti esattamente uno dietro l'altro, e lo sapete cosa interessante? Verso la fine del periodo del 1260 anni di grande persecuzione del Medioevo e poco prima del 1844, verso la fine dei 2300 anni dopo quali Daniele vede nel cielo un giudizio, questi 4 elementi esattamente si realizzano a cavallo tra una epoca e l'altra per indicare, come qui detto, l'inizio della fine, che precedono poco prima dell'arrivo del Messia. E si sono realizzati esattamente in quest'ordine cronologico. Terremoto grandissimo che ha superato in assoluto tutti i terremoti della storia, 1755, epicentro a Lisbona, Portogallo, seguito poi dal 1780 dal giorno oscuro, quasi uno dei inspiegabili fenomeni di natura che è riportato alle enciclopedie, non fu un'eclisse, seguito la stessa sera dalla luna che è apparsa color sangue verso mezzanotte, e poi nel 1833 la più grande caduta spettacolare delle stelle mai avuta nella storia. Ci sono state, e c'è registro esattamente perché ci sono coloro che registrano statistiche, osservazioni e così via, geologia e astronomia, mai si è
registrata nella storia una caduta delle stelle, e questi 4 avvenimenti sono esattamente accaduti in quest'epoca uno dietro l'altro. Possiamo adesso anche leggere e vedere, si sta parlando di 1 novembre 1755, in pochi minuti si sta parlando di 70-80 mila persone, in pochi minuti le persone che sono già perite a causa delle onde di questo grande terremoto che ha colpito Lisbona e che poi per la grandezza ha superato tutti i terremoti nella storia fino ad oggi ricordati. Quando Rizzoli quindi hanno pubblicato, seconda edizione, le catastrofi, hanno iniziato riferimento dal grande terremoto di Lisbona allo tsunami del sud-est asiatico, 250 anni di lotta tra l'uomo e la natura. Si parla qui, potete poi vedere nei DVD e anche i dati, geologi e enciclopedie dove sono registrati questi avvenimenti. Il terremoto di 1 novembre 1755, terremoto di Lisbona, esso scosse violentemente una parte considerevole dell'Europa, dell'Africa e perfino dell'America. Fu sentito in Groenlandia, nelle Indie occidentali, a Madeira, in Svezia, in Norvegia, in Gran Bretagna, in Irlanda, su una superficie di oltre 6 milioni di chilometri quadrati. Certi villaggi sono sprofondati nella terra a causa di questo terremoto e diversi villaggi vicino praticamente oceani, mari, sono stati completamente coperti. Dopo 25 anni, esattamente con questa cronologia, 1780, 19 maggio, il giorno scuro, quasi unico fra i più misteriosi e inspiegabili fenomeni del genere, viene così definito. Non fu un'eclisse. Per questo motivo è veramente strano, ancora oggi non si capisce che cosa sia veramente accaduto. Il giorno scuro, un testimone oculare riferisce: io non potei fare a meno di pensare che se ogni corpo luminoso dell'universo fosse stato avvolto da tenebre impenetrabili o addirittura soppresso, dice, il buio non sarebbe più completo di così. Anche se verso le 9 di sera la luna era al culmine del suo splendore, non riuscì a dissipare le tenebre. Dopo mezzanotte le tenebre scomparvero. E cosa interessante, quel giorno, praticamente, in questa parte dove già c'è l'alba, nuova giornata, il sole di questo giorno del 19 maggio 1780, i contadini vanno a lavorare ore prima col sole, gli animali si svegliano, l'altra parte del pianeta è già nell'oscurità, dorme, c'è la notte, e qui improvvisamente, verso le 9, buio completo. Non fu un'eclisse, quindi un oscuramento che è venuto piano piano, ma un buio completo, tanto è vero che gli animali sono tornati a dormire, la gente è rimasta perplessa, così durò, come abbiamo visto, fino alle mezzanotte. Dopo, fino a mezzanotte, anche se verso le 9 la sera, la luna non riuscì a dissipare le tenebre. Dopo mezzanotte le tenebre scomparvero e la luna apparve come il globo di sangue. Il 19 maggio 1780 è passato alla storia come giorno scuro. Un terzo fenomeno accaduto, quindi anzi il quarto terremoto, giorno scuro, la luna sangue, e quarto, la più grande caduta delle stelle mai vista, avutasi, registratasi, ricordata nella storia. Era 13 novembre 1833, la grande pioggia meteorica del 13 novembre 1833, la sublima grandezza di questo spettacolo rivive ancora nel ricordo di molti. Mai si è avuta una pioggia di stelle cadenti più fitte di quella. La gente, 13 novembre 1833, credeva, ci sono molte testimonianze, che fosse quello, la fine del mondo, che era giunta l'ora veramente della fine del mondo. Tanto è vero che le chiese erano zette piene e la gente era in panico per quanto accadeva. Voi calcolate, si diceva che dalle 2 del mattino fino al giorno fatto, in un cielo del tutto sereno e privo di nubi, si notò un susseguirsi interrotto di raggianti scie luminose.
E infatti il giorno dopo, il giornale commerciale, ecco l'articolo che esce 14 novembre 1833, si dice così: nessun filosofo scienziato ha indicato o ricordato un evento simile a quello di ieri mattina. Un profeta di 18 secoli fa lo predisse con esattezza. Ognuno può rendersene conto se intende per la caduta di stelle una caduta di stelle, nell'unico senso in cui la cosa possa essere letteralmente possibile. E cosa interessante, oltre questi fenomeni di natura segni che dovevano accadere prima del grande giorno, che sono stati riportati in note antiche citati da lui, ai suoi discepoli disse anche altre cose, come questa: bisogna che tutte queste cose avvengano, ma non sarà ancora la fine. Vi saranno i terremoti in vari luoghi. Ed è interessante notare che dal 1755, dal grande terremoto di Lisbona, quasi da 250 anni fino a qui, le cartine che potevano dividevano e registravano il mondo nelle zone sismiche e non sismiche sono state stranamente annullate come non più valide. E ci siamo trovati, i sismologi e le statistiche, i geologi, con terremoti in vari luoghi del pianeta e con un crescente numero di terremoti che iniziava ad andare e aumentare di secolo in secolo. Ecco alcuni praticamente dati dei terremoti significativi ricordati e registrati che hanno causato anche le vittime umane. Nel X secolo, per esempio, 32, nell'XI secolo 53 terremoti, nel XII secolo 84 terremoti, nel XIII secolo 115 terremoti, nel XIV secolo 137 terremoti, nel XV secolo 174 terremoti, nel XVI secolo 253 terremoti, nel XVII secolo 378 terremoti, nel XVIII 640 terremoti, nel XIX secolo 2119 terremoti. Riguardo il XX secolo, fino al 1930, se nel XIX secolo erano 2119 terremoti in 100 anni, nel XX secolo solo durante i primi 30 anni erano accaduti già 2000 terremoti, fino al 1930. Quindi c'è una cosa molto interessante, che proprio c'è un aumento di terremoti. E guardate una cosa interessante, anche se oggi nel mondo abbiamo qualcosa come 4.000 stazioni sismiche, con le attrezzature che praticamente riescono a rilevare dei terremoti dei più sensibili, significativi e quelli forti. Una cosa è certa, un dato di fatto, che non bisogna essere un sismologo o un esperto di statistica per capire quando c'è un terremoto, perché quando c'è un terremoto che si sente davvero, la terra trema, la gente ricorda e vengono descritti, raccontati e quindi si può contare. E questa è la cosa interessante, da quando esistono attrezzature, in particolare le statistiche che vengono fatte negli ultimi secoli e decenni, dimostrano che non è che c'è questo fenomeno dell'epoca di aumento di terremoti in vari luoghi a causa delle attrezzature e della statistica, ma questi veramente aumentano nonostante che la statistica c'è stata 40, 50, 70 anni fa e le attrezzature, si vede proprio che nonostante veramente c'è un continuo aumento di terremoti. E calcolate una cosa interessante, è questa cosa qui, che nel tempo tra 1910 e 1935, allora, sono stati registrati 2 volte più terremoti tra invece nel tempo 1885 e 1910. 2 volte di più, una cosa incredibile. E non solo, questa cosa qui interessante, siamo arrivati oggi che in un anno
si registrano qualcosa dai 12.000 terremoti fino a 21.000 terremoti in un anno solo. Voi calcolate una cosa impressionante, nel secolo scorso 2.750 terremoti e poi vengono oggi, in questi nostri anni, superati. Il numero di terremoti in un anno superano quello che è successo nel secolo precedente. C'è proprio una vera crescita dei terremoti che praticamente aumentano in varie parti del mondo, di cui siamo testimoni. Quando ci furono terremoti come qualche anno fa in Italia, io e mio cugino siamo andati a vedere, c'è un sito internet praticamente che fa vedere il numero dei terremoti nel